Zaia è il candidato per le regionali, per la Lega, per il centrodestra. Mi sembra evidente. Non vedo perché non dovrebbe essere. Luca Zaia sarà il candidato ufficiale della Lega Nord e quindi della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali. L'annuncio del segretario federale del Carroccio, Matteo Salvini, arriva in diretta su Rete Veneta nel corso della trasmissione Focus, il talk show condotto da Luigi Bacialli. In collegamento da Rosà per una cena di dirigenti e simpatizzanti del Carroccio, Zaia raccoglie la nuova sfida. Noi abbiamo un ottimo rapporto, il calore che i veneti mi dimostrano quotidianamente penso che vada in quella direzione. C'è un presidente che ha rinunciato ad ogni carriera all'interno del partito, che ha dedicato tutta la sua vita e le sue giornate a risolvere i problemi dei veneti, e i veneti che sanno che noi abbiamo preso in mano una regione che comunque qualche problema ce l'aveva, oggi è la regione più virtuosa, che ha i conti in regola e che comunque apre gli ospedali di notte. Tutti copiano quello che stiamo facendo noi. Tutti, anche voi? È da Lombardo, siamo arrivati dopo, almeno in questo caso siamo arrivati dopo, dai, solo in questo. Il recente exploit elettorale di Matteo Renzi non spaventa. Alla luce del lavoro e dei risultati ottenuti dalla giunta Zaia in questi anni, Salvini è convinto di un esito positivo e conferma la fiducia al governatore. Ci sono le elezioni regionali l'anno prossimo dove non mi basta vincere ma dobbiamo stravincere con Luca Zaia e con la Lega, quindi siamo qua per preparare il dopo Renzi, visto che non durerà in eterno il signore.